L'altra metà della radio. Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Radio Libertà, subito la linea a Laura Ravetto e Antonino Danna. Grazie condottiero, mio condottiero, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è l'altra metà della radio, io sono Antonino Danna, ma io cedo immediatamente per questo lunedì 16 di ottobre dell'anno del Signore 2023 la parola alla padrona di casa Laura Ravetto. Laura, ben trovata, dove ti trovi? Ciao Antonino, come stai? Guarda, sono in Bene. partenza perché, come tu sai, a breve andremo al voto su Monza per il collegio di Monza che fu di Silvio Berlusconi e ora il candidato è Galliani, e oggi il nostro segretario Matteo Salvini parte da Lissone con Corresso per fare la chiusura alle 21 e quindi insomma seguiamo naturalmente il segretario. Ovviamente, anche perché è forte il valore simbolico anche di quel seggio, direi. Certo, il valore simbolico, però anche bello vedere che si conferma sempre l'alleanza, per cui un candidato che comunque è un candidato dell'alleanza, ancorché non sia del nostro partito, viene assolutamente appoggiato in prima persona da Matteo Salvini. Questo secondo me è un messaggio importante. Certamente, è il gioco, il fare squadra e l'essere tutti uniti che porta poi dei risultati importanti. Laura, allora, noi cominciamo subito la nostra trasmissione e la cominciamo intanto ricordando ai nostri ascoltatori 346 642 7756 se volete intervenire con i vostri WhatsApp, o tra una decina di minuti il numero di telefono 029294 7222 se volete ovviamente intervenire attraverso l'apparecchio progettato e realizzato da Antonio Meucci. Or dunque, allora, questa settimana torniamo a parlare di donne e di femminicidio, segnatamente perché uno dei casi più eclatanti è quello che è successo pochi giorni fa alla povera Concetta Marruocco, che aveva 53 anni, lavorava come infermiera all'ospedale a Matelica in provincia di Ancona, e nella notte tra sabato e domenica è stata uccisa dall'ex marito Francesco Panariello, da cui si era separata da tempo. Panariello alle 3 di notte di venerdì scorso è entrato in casa con un doppione delle chiavi e ha detto agli inquirenti che avrebbe cercato un chiarimento con l'ex moglie. Invece l'ha svegliata, l'ha aggredita, le ha tirato qualcosa come 15 coltellate. 15 coltellate che sono l'epilogo di 20 anni di maltrattamenti e maltrattamenti che peraltro sono stati subiti anche dai 3 figli. Questo signore, si fa per dire, aveva anche un divieto di avvicinamento stabilito dal giudice e in tribunale ci sarebbe stata tra l'altro la prima udienza a dicembre. Quando è morta la povera donna, quando è stata uccisa la povera Titti Marruocco, la figlia più giovane, che è ancora minorenne, era in casa e ha chiamato i carabinieri su richiesta del padre. E l'uomo poi ha indicato anche, lo sto leggendo qui su today.it, ha indicato lui stesso agli inquirenti dove fosse l'arma del delitto. Tra l'altro, quello che diciamo così, quello che viene fuori è che Panariello, l'assassino, l'ex marito, aveva il braccialetto elettronico. Non è chiaro se lo abbia manomesso, se era guasto, se ci sia stata una qualche negligenza tra chi doveva controllare i suoi spostamenti, e su questo indagheranno anche gli inquirenti. Insomma, Laura, mi pare che qua è tutto da rifare, per dirla con Bartali. Sì, allora, un ennesimo episodio raccapricciante. Effettivamente, come dici tu, si sta cercando di capire, si parla di un ritardo nella segnalazione del braccialetto, ma appunto sono indagini in corso per capire se effettivamente il braccialetto non abbia funzionato a dovere, abbia allertato in maniera ritardata rispetto alla necessità. Si cerca di capire se questo GPS per disposizione del giudice fosse anche in comunicazione non solo alla vittima
che doveva essere allertata della presenza del marito e non è stata allertata in tempo, ma anche alle forze dell'ordine, perché si sta cercando di capire che cosa effettivamente non abbia funzionato. Poi però rimane un tema generale che mi sembra che ancora si faccia fatica ad affrontare e tu sai che io sono in prima linea con la mia proposta legislativa su questo e insisto a partire dalle scuole, e il tema è il concetto di oggetto che purtroppo anche intrafamiliarmente, se non a maggior ragione in moltissime famiglie, perché ormai il 70% dei femminicidi sono intrafamiliari, il concetto di oggetto che c'è è della moglie, per cui, o della compagna, per cui compagna, moglie, ti vuoi separare da me? Io non accetto questa separazione perché tu sei cosa mia, sei un oggetto che mi appartiene, quindi io ti anniento. Questo è un tema culturale gravissimo, che è chiaro che non è che grazie a Dio sfoci sempre nei femminicidi, ma che parte da una base culturale evidentemente diffusa di oggettivazione del partner, della compagna femminile, e che bisogna affrontare con forza con gli strumenti culturali. Quindi naturalmente i miglioramenti sono non solo nella parte sanzionatoria, ma anche nella parte attuativa, il caso di questo braccialetto che va verificato. Però guardate, io mi rivolgo anche ai giudici, perché adesso non so questo soggetto in particolare se dovesse essere soltanto con un braccialetto e un divieto di avvicinamento, però ieri su una trasmissione che non menzionerò, perché qua non è che facciamo pubblicità a una trasmissione piuttosto che a un'altra, ma c'era la storia incredibile di una donna sfregiata dal marito, picchiata per anni, che è stata condannata, che ha tentato una violenza verso questa donna, verso la figlia di questa donna, che è stato condannato a una pena di 17 anni. Voi capite che 17 anni, giustamente questa donna in televisione diceva: ma io quando mio marito esce, quando mio ex marito esce, sono terrorizzata. Cioè un uomo che si macchi di simili violenze verso i figli, verso le compagne, per me non deve stare in carcere a vita, cioè la pericolosità sociale è insita. Per cui mi si può parlare di rieducazione, di tutto quel che si vuole, ma si rieduchi a vita chiuso da qualche parte, perché questa donna andrà protetta quando quest'uomo uscirà. Quindi diciamo c'è un tema anche sull'applicazione delle leggi, non solo sulle leggi. Sì, c'è un tema sull'applicazione delle leggi e direi pure sull'esecuzione della pena, perché, a corollario di quello che tu dici, dice: quando uscirà?" E uscirà anche prima, perché potrebbe intanto 1 anno di carcere non sono 12 mesi, ma 9, e secondariamente potrebbe avere dei permessi premio, potrebbe avere delle misure alternative e così via, insomma. Ci sono sempre questi sconti premiali che arrivano e arrivano forse in maniera inopportuna, perché poi c'è la liberazione anticipata e così via. Questo torna fuori e già che c'è si prende la sua vendetta. Non è da escludere, non è per fare i malpensanti, per carità, ma io mi metto nei panni di questa povera donna che dice: "Questo tra qualche anno è fuori." E nel momento in cui è fuori che si fa? Cioè si è vittime a vita, carnefici lo si può essere, ci si può emendare, ma il problema è che in questo paese le vittime restano a vita. È così, e sei però d'accordo anche con me, Antonino, che c'è un problema culturale importante. Io, guarda, l'altro giorno parlavo con delle persone che non sono italiane, con una coppia americana. Per carità, poi non è che si può dire gettare la croce sul nostro paese, basta, perché il tema della violenza è un tema diffuso, però questa coppia americana, il compagno di questa donna mi diceva: guarda, noi siamo qua in Italia da qualche mese, io mi sono iscritto a una palestra e quando vado a cambiarmi i discorsi che sento degli uomini sulle donne mi lasciano basito, cioè ne parlano come se parlassero di oggetti. Cioè, dobbiamo iniziare ad accettare, Antonino, che c'è un problema specifico culturale sul nostro paese, ce ne sarà anche su altri, ma possiamo accettare. E guarda,
figurati, non parliamo delle culture di importazione come quelle islamiche. Figurati, sono la prima che si batte contro qualunque forma di oppressione che ci venga da subculture, non culture, e quindi il velo, quell'altro giudice aveva detto che picchiare la donna stava nella sua cultura, assolutamente, ma possiamo dirci che abbiamo anche un tema specifico sul nostro sistema culturale di educazione di questi maschi? Possiamo dirci che finalmente fin dalle elementari, visto che intrafamiliarmente c'è un problema evidentemente anche educativo, la scuola si deve affiancare nell'educazione dei nostri futuri uomini? Possiamo iniziare a dirlo, Antonino? Dobbiamo iniziare a dirlo più che possiamo. Dobbiamo perché il punto è che abbiamo bisogno di vivere in una società più civile, perché se manca questa civiltà, poi non ci dobbiamo meravigliare se gli altri che arrivano se ne fottono e fanno quello che vogliono. È sempre quello il punto. Dice sì, integriamoci, benissimo. Chi è che deve dare l'esempio per primo però? Sì, poi detto questo, come per carità, come dico sempre, non è che uno si deve sempre vittimizzare, quindi l'Occidente che deve interrogarsi su quanto quello no. abbia dato agli altri, per carità, però anche, voglio dire, non nasconderci che dei problemi ce li abbiamo anche noi nella nostra situazione culturale e che questi problemi vadano affrontati, perché questa cosa è inaccettabile, c'è quasi una assuefazione ormai a sentirsi dire, vabbè, l'ennesima donna uccisa, ma mica è normale questa cosa qua. Cioè, è quasi una normalizzazione di questa situazione. Non è accettabile questo. Esattamente. Però vedi, visto che tu parlavi con questi amici americani, chissà che cosa pensano loro di questo trend che si sta sviluppando negli Stati Uniti d'America. Dovete sapere che apriamo questa seconda notizia, dovete sapere che in America le donne in possesso di un'arma sono addirittura raddoppiate nel corso degli ultimi 10 anni. Prima erano poco più del 12%, oggi sono il 25% delle americane adulte. Esiste addirittura questo club, questa iniziativa che si chiama A Girl and a Gun, una ragazza e una pistola, o se preferite, per citare il film di Monicelli, La ragazza con la pistola, e praticamente questo club insegna alle donne dal loro accesso ai poligoni di tiro e insegna loro a sparare. Perché? Perché sostanzialmente c'è questa richiesta di sicurezza, c'è il fatto, viene intervistata per esempio una madre che accompagna la figlia a sparare, questa è una professoressa di geometria tra l'altro, e questa professoressa di Baltimora spiega che sostanzialmente dice non voglio che mia figlia possa essere vittima di qualcuno dal momento che è una giovane afroamericana che vive nella città statunitense di Baltimora. Perché? Perché la professoressa Watkins ha 49 anni e quando ne aveva 24 è stata violentata. Quindi anche lei dice, siccome non voglio che mia figlia si trovi in queste condizioni, tanto vale che impari a maneggiare un'arma, se trova qualcuno davanti, se si trova qualcuno davanti, piglia e gli spara. Ecco, faccio notare tra l'altro che le donne sono aumentate dal 12 al 25%, quelle munite di porto d'armi, mentre gli uomini sono passati solo dal 37 al 40%. Allora Laura, va bene, tu conosci meglio di me la società americana, sai benissimo che è una società nella quale il tema della violenza si pone tra l'altro in maniera ben diversa rispetto a noi. Però a questo punto che facciamo? A Girl and a Gun pure in Italia? In effetti, ecco, diciamo che così come, voglio dire, i miei amici si stranivano rispetto ai giudizi che vengono dati delle donne culturalmente in Italia, certo gli Stati Uniti hanno dei problemi evidenti e uno è assolutamente quello della criminalità diffusa, anche loro dell'aggressione verso le donne, perché è dubbio, e in più hanno questo problema delle armi. Io ti dico come penso, tu sai che noi siamo anche come partito i fautori di quella che è la legittima difesa, no? Certo. Quindi noi siamo i primi che diciamo che in un contesto dove ci siano delle posizioni particolarmente sensibili
chi lavora con dei valori, i gioiellieri, chi trasporta cose preziose, chi fa dei lavori che comportano probabilmente una diffusione di tempo notturno, penso a tutti coloro che operano nella sanità notturna, insomma ci sono delle situazioni in cui probabilmente, anzi è già così nel nostro paese, è giustificato il porto d'armi, e noi siamo i primi che diciamo che quando c'è un soggetto che legittimamente è titolare di un'arma e legittimamente si difende perché legittimamente si difende perché ha magari da difendere i figli o da difendere la moglie o da difendere se stesso, noi siamo i primi che abbiamo invocato una legislazione più attenta a quello che è l'aspetto della legittima difesa. Altra cosa è iniziare a parlare di diffusione delle armi. E ti dico, ma non tanto e soltanto per una questione etica, io ti dico per una questione pratica. Cioè, se tu dessi in mano un'arma alla sottoscritta, la sottoscritta, se qualcuno la tenta di aggredire, cosa fa? Tira fuori l'arma e non la sa probabilmente usare o non ha il coraggio di usarla. Questo significa che se l'interlocutore di là ce l'ha un'arma, mi spara e mi ammazza. Cioè, io sono una di quelle convinte che le armi vanno messe in mano a chi le sa utilizzare, cioè le forze dell'ordine, in primis. Ripeto, ci sono dei casi specifici, ma non credo che armare le persone possa essere a tutela delle stesse persone. Ripeto, sei un'arma, poi devi saperla usare e usarla. E non è che tutti la sanno usare o hanno il coraggio di usarla, se no può diventare uno strumento che invece di procurarti difesa ti provoca più danno, perché provoca la reazione immediata di chi dall'altra parte, criminale, l'arma è abituata ad usarla. Non so cosa ne pensi tu. Ma guarda, io ti chiedo 30 secondi e ti rispondo subito. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ridiamo subito la linea a Laura Ravetto e Antonino Danna. Se volete intervenire con loro, il numero è lo 02 9294 7222. Grazie, condottiero mio condottiero. Allora, Laura, tu mi chiedevi dell'uso della pistola. Guarda, partiamo da un principio. Tu dicevi, io se mi trovassi in una situazione di pericolo tirerei fuori la pistola, ma non saprei come utilizzarla o probabilmente avrei paura e non l'userei. Partiamo da un principio. La pistola non è un'arma dissuasiva. Non è un fucile che tu lo porti a tracolla, chiunque lo vede e capisce che cosa hai addosso. La pistola per sua natura è abilitata al porto occulto, la famosa fondina sotto l'ascella che si vede nei film degli investigatori privati americani, oppure la pistola, c'erano anche le pistole per le signore che si potevano tenere in borsetta da 2 colpi, le fanno ancora, mi pare che si chiamano Derringer, non vorrei sbagliarmi. Comunque esistono queste rivoltelle 2 colpi da borsetta che sono nate all'inizio del Novecento in America. Però è altrettanto vero, torno a ripetere, che quando si tira fuori la pistola la si tira fuori per usarla. Quindi uno deve avere le idee ben chiare. Secondariamente c'è anche un fatto. Sì, è vero, l'arma te la porti addosso per questioni di difesa, sono d'accordo. Il punto è che la differenza tra l'assalitore e l'assalito è che l'assalitore sa già quello che vuole farti e di conseguenza sei tu la vittima dell'effetto sorpresa. Perché magari l'assalitore ti arriva alle spalle e ti spara. E che ti è servito avere la pistola sotto nell'ascella? Non ti è servito a niente, non l'hai potuta tirare fuori, non hai potuto fare niente. Oppure l'assalitore arriva, è più grande e più grosso di te, e ne nasce una colluttazione e tu hai la peggio e comunque non ti puoi servire la pistola.
Cioè, sono troppe le variabili in campo. Infatti io non condivido, per esempio, sempre da questo pezzo che vi sto leggendo, questa infermiera americana di appena 45 anni che dice: io sono alta solo 1,52 m, però avere la pistola mi dà potere, la pistola è quello che mi rende uguale a un uomo ed è questo che mi dà l'opportunità di salvare la mia vita o quella delle persone a me care. E qui salta qualcosa, salta qualcosa perché, per quanto mi riguarda, torno a ripetere, la pistola non è un'arma dissuasiva. C'è una telefonata, Laura, se vuoi la prendiamo. Ok, perfetto. Pronto, chi è là? Sì, ciao, sono Marco. Ben trovato. Senti, io Ciao, invece, ciao, buongiorno. Io invece parto da un punto di vista che la pistola, così come qualsiasi arma, è per sua natura qualcosa di dissuasivo. Dopodiché faccio un'altra considerazione. Oggi come oggi, e la Ravetto lo sa benissimo perché fa anche l'avvocato, ci sono delle leggi, ai noi, che sono particolarmente stringenti, anche solo per avere il porto d'armi per uso sportivo. Non parliamo poi del porto d'armi per difesa personale, che quella viene data soltanto ad alcune categorie, per quanto purtroppo oggi devo dire che le questure, che pure mancano di personale, perché 3/4 del personale delle questure, cioè il cosiddetto personale territoriale, lo ricordiamo, è all'interno di un ufficio, va bene, e non gira per le strade. Ecco, purtroppo anche quel tipo di porto d'armi, quello per difesa personale, è ristretto sempre di più per un'ampia categoria di persone. Per esempio, ci sono sempre meno benzinai che hanno la possibilità di poter richiedere quel porto d'armi, sempre meno professionisti che rischiano, anche gioiellieri e quant'altro, che possono averlo. E questo secondo me è un qualcosa di assolutamente sbagliato. La legge oggi, tra l'altro, impone che chiunque faccia richiesta per un porto d'armi, anche per uso sportivo, metti che abbia passione per il tiro a volo, va bene? E non c'è niente di male, debba prima fare delle visite psichiatriche, dopodiché abbia più di 2 certificati che attestano che è sano di mente, il tutto, mentre invece abbiamo una criminalità sempre più predatoria, sempre più minacciosa, e io invece ritengo che, come in altri paesi, avere il porto d'armi anche per la difesa personale sia qualcosa di non solo legittimo, ma anche qualche cosa di estremamente dissuasivo. Dopodiché io dico questa cosa: prima che ti venga rilasciato il porto d'armi anche per uso sportivo, ma la Ravetto dovrebbe saperlo, devi fare un uso per l'abilitazione alle armi, al porto, all'uso delle armi, devi saper sparare prima con un'arma corta e poi con un'arma lunga. E io questo trovo che sia assolutamente giusto, e anzi trovo che sia qualcosa di educativo, anche perché responsabilizza la persona, e gli incidenti da parte di coloro che in modo legittimo detengono un'arma, va bene, sono molto ma molto pochi. Allora, delle due l'una: o lo Stato ci mette in condizioni di essere realmente tutelati, va bene, o comunque lo Stato abdica a un suo compito primario, quello di garantire la nostra sicurezza personale, e Dio solo sa quanto ce ne sia bisogno. Dopodiché mi permetta un'ultima considerazione in punto di diritto. Oggi assistiamo ad un'aberrazione, cioè che la difesa non è mai legittima di fatto, perché devi dimostrare di rientrare in quelle 1000 scriminanti, che al punto che arriviamo all'assurdità che chi abbia un uso, un porto d'armi anche per uso sportivo, e può per esempio detenere in modo legittimo un'arma corta, quindi una pistola, all'interno delle mura domestiche, ove mai succedesse una rapina violenta, magari con lo stupro della moglie, può difendersi, grazie alla legge Salvini, solo dalle ore 23 alle ore 5 della mattina.
E questa è un'aberrazione che c'è soltanto nel nostro paese, per cui quando si fanno delle leggi cerchiamo di essere un po' più avveduti, va bene, un po' più pratici, perché chiunque entri dentro casa tua senza il tuo consenso per rapinarti o per farti comunque del male, non mi interessa. È un aggressore anche nel caso in cui diventi vittima di una reazione giustificata. Questo è quello che penso. Vi ringrazio. Laura, un attimo perché abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Chi è là? Pronto? Pronto? Sono Albino, ciao. Oh, maresciallo, comandi? Maresciallo, grazie del maresciallo. Buongiorno onorevole. Sto sentendo che parlate di armi. Io ho girato per un certo periodo, ho avuto parecchie armi, 7,65, 38, 38 Special, 3,57 Magnum, calibro 22, eccetera. Fino a un certo punto, io ho girato parecchio tempo armato, poi il porto d'armi non me l'hanno più rinnovato perché mi hanno detto che potevo attaccarmi all'albero, dico me frega niente, però non ho mai usato l'arma, la sapevo usare bene perché andavo al pericolo, però di questi io la porto dietro, ma non l'ho mai estratta e non l'ho mai usata. Meno male, perché con le leggi che abbiamo in Italia, con tutte le tue ragioni, comunque vai sempre e comunque nelle grane. Oggi come oggi si può girare con la pistola al peperoncino, è di libero porto, per cui tu la pistola al peperoncino te la metti in tasca, te la metti a due colpi praticamente, te la metti in tasca, te la puoi tenere in un borsello dove vuoi, però qual è il problema? Che le regole dicono che tu la puoi portare, ma se sei aggredito e la usi contro l'aggressore, una volta che il peperoncino gli è arrivato negli occhi, sono 2 milioni di gradi Scoville, quindi ce n'è da buttare, tu a quel punto devi innanzitutto soccorrerlo, poi chiamare il 118 o il 112, dopodiché spiegare il motivo per il quale l'hai usata. A quel punto uno dice vabbè, me la porto dietro così, tanto per sentirmi tranquillo, però speriamo sempre il buon Dio di non doverla mai usare, perché le nostre leggi non sono dalla parte della vittima, sono sempre dalla parte dell'aggressore. Inutile continuo su questo discorso, tanto sono cose trite, ritrite, stratrite, delle quali se ne parla sempre. Purtroppo la storia è questa. Comunque io dico meno male che ho mai usato la pistola, altrimenti non lo so come sarebbero finite le cose. Va bene così. Vi ringrazio molto, buon continuo di trasmissione e alla prossima volta, ok? Grazie Albino, ciao. Laura, il tema della pistola qui sta scatenando discussioni. Tu che ne pensi? Ma no, io ho sentito cose che non condivido assolutamente e altre cose che condivido ma che confondono un po', nel senso che non si devono confondere i piani. Quindi iniziamo da quello che abbiamo detto e anche da quello che penso io. Quando sento dire dal primo che ci ha chiamato Marco, ma quelli che hanno usato le armi non è che ci siano gravi incidenti, proprio perché io dico per fortuna nel nostro paese non si consente la detenzione generalizzata di un'arma, perché negli Stati Uniti, dove invece è consentito, sono all'ordine del giorno le stragi nelle scuole, perché ci sono i ragazzini che vanno a scuola e sparano sui compagni del professore, sono all'ordine del giorno le morti dei bambini che giocano con le pistole del papà, sono all'ordine del giorno le situazioni incresciose. Quindi io rimango assolutamente convinta che il nostro sistema sia il sistema corretto e non lo sia quello americano, che non a caso cerca sempre di far passi indietro, proprio perché ha troppe stragi di ragazzi nelle scuole, troppa diffusione di armi, ma non riesce perché ormai i politici, un po' schiavi di alcune lobby, non riescono a tornare indietro sulla autorizzazione all'utilizzo delle armi da parte di tutti. Quindi io rimango assolutamente convinta che le armi debbano essere in possesso esclusivamente in primis delle forze dell'ordine, che sono quelli che le sanno usare, e poi delle situazioni sensibili. Altra cosa è quando Marco ci dice, però delle due l'una, se la cosa sta così, bisogna che lo Stato garantisca la difesa dei cittadini. E qua mi trovo totalmente d'accordo, cioè per rimanere credibili in un sistema dove
ripeto, secondo me è un sistema giusto e corretto, e io spero anche per mia figlia e tutti i nostri figli che non si arrivi mai al sistema americano. Non tutti possono avere un'arma e ci sono tutti quei controlli che Marco ha elencato e secondo me sono giustissimi, di natura psichiatrica, perché immaginiamo tutti questi uomini che ammazzano le donne col coltello, figuriamoci se avessero delle pistole. Ma probabilmente ancora più c'è, comodo voglio e dire, veloce. altro che c'è una strage dei femminicidi ogni secondo a questo punto, quindi no, però è vero quel che dice Marco, allora però forze dell'ordine vanno aiutate e devo dire su questo governo, poi abbiamo 5 anni, ancora 4 anni davanti, quindi faremo di più, però ha invertito il trend, perché io ricordo a tutti che le ultime assunzioni delle forze dell'ordine le fece Matteo Salvini come ministro dell'interno, poi sono stati tagli continui, adesso il trend si è invertito, perché sono state riaperte le riassunzioni, i numeri non sono ancora sufficienti, le volanti sulle strade non sono ancora sufficienti, vero? Mi aspetto da un governo di centrodestra che nei prossimi 4 anni si inverta completamente il trend, risorsa alle forze dell'ordine, possibilità di essere in strada immediatamente, possibilità di difendere i cittadini al primo allarme. D'accordissimo, controlli sulle armi illegali, che ha ragione anche Marco quando dice sì, però la criminalità ce le ha, quindi maggiori controlli, sì, però secondo me bisogna spingere lì, non dire, visto che le forze dell'ordine non sono abbastanza appoggiate, i governi non stanziano abbastanza, lo diamo un'arma a tutti. No, non mi trovo d'accordo. Aggiungerei un'ultima cosa, io in linea di massima più o meno mi sono trovato con il discorso di Marco, però una cosa la devo dire, la pistola non è un'arma dissuasiva, perché non lo sai se ce l'ho addosso oppure no. Quindi, cioè, in teoria dovremmo girare allora come gli sceriffi del West, come Clint Eastwood con la pistola sotto al poncio, o come Lee Van Cleef che aveva tutta la sviolinata di canne e di pistole che tirava fuori per qualche dollaro in più. E non è così che funziona. C'è un'altra telefonata, Laura, la prendiamo. Ok. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì. Ciao. Buongiorno, Ciao. qualcuno lì presente riconosce la mia voce? Telefono della Certo. provincia di Como. Ciao. Detto questo, diciamo c'è un latente paura di quello che succederà. Penso che sì, le forze dell'ordine abbiano un incentivo, perché è logico, è aumentato il lavoro come qualunque operaio di fabbrica, quindi bisogna riconoscere l'aumento del lavoro. Quindi questi ce li siamo ritornati in casa, va bene? Non possiamo pensare che tutti la pensino come noi, perché questi vedono il benessere e non sanno che il benessere che ci siamo fatti, ce lo siamo fatti con i nostri gomiti. Detto questo, hanno un odio per noi cristiani, perché noi siamo i kelb, i cani cristiani. E detto questo, a me, un parcheggiatore in quel di Como, davanti all'Esper, mi ha detto: a me cosa me ne frega ammazzarti te che tanto non so neanche chi sei. Quindi ci troviamo in balia di queste persone, va bene? Grazie e buongiorno. Laura. Sì, questo è un tema diverso e importante. Cioè, indubbiamente adesso bisogna alzare la soglia dell'attenzione ancora di più su chi arriva ed entra nel nostro paese. Questo indubbio l'abbiamo visto tutti, le manifestazioni a Napoli, a Milano, abbiamo ascoltato tutti le parole di alcune persone arrivate nel nostro paese che di fatto legittimavano Hamas. Ecco, io mi aspetto quelle istigazioni all'odio, io mi aspetto che in questi momenti l'intelligence, le forze dell'ordine stiano individuando ognuna di quelle persone, perché ognuna di quelle persone deve essere fuori dal nostro territorio. Quello è inaccettabile. Questo è una cosa che io condivido al 100%, anche perché se sei venuto qui a integrarti non vedo per quale motivo tu mi debbia odiare. Se mi vuoi odiare, tanto vale che fai le valigie, te ne torni al valico di Rafa sperando che venga aperto oggi pomeriggio. Quando entrano gli aiuti, ci entri pure tu e ti vai a chiudere lì. E poi te la vedi con Israele. Cioè è molto facile fare i giochini, è molto facile
soprattutto, ecco, c'è una cosa che io ho notato in alcune conversazioni con dei miei contatti di sesso femminile, voglio dire, donne che nella vita hanno una laurea, hanno un lavoro, hanno una posizione, quindi non sono certo delle donne sottomesse, anzi sono donne emancipate e così via. Io mi sono sentito fare dei panegirici di difesa del popolo palestinese e così via. Posto che Hamas non è la Palestina, e lo stesso Abu Mazen ieri li ha sconfessati, ha detto loro non rappresentano il popolo palestinese, quindi ormai li hanno mollati, ma qualora ce ne fosse ancora bisogno di precisare la cosa. Ma la cosa più drammatica è che mi sorprende che donne nate e cresciute in Italia, che hanno avuto la possibilità di studiare in Italia e di emanciparsi, sostengano un regime nel quale loro sarebbero solo degli uteri condannati a fare figli e pulire casa. Totalmente d'accordo. Scusa, la mettiamo giù un po' dura ma chiara, scusami. Ho avuto le stesse conversazioni anch'io con delle mie amiche, non te lo nego. Devo anche dirti che poi parlando la ragionevolezza viene fuori, perché comunque è incredibile questo per me, e in ogni caso questo non è neppure il momento dei distinguo. Guarda, io su questo sono molto netta. A questo punto, guardate, c'è soltanto da decidere se si sta contro o con i terroristi, punto. E io sto contro i terroristi, punto. E vedere delle persone che giustificano, perché comunque una giustificazione che si dà anche ritornando alla storia, ma quello è un dibattito anacronistico. In questo momento è anacronistico. Adesso qua il tema è: stai con o contro i terroristi? Poi nessuno dice che Hamas rappresenti il popolo palestinese, però ricordiamoci anche che comunque del consenso interno strumentalizzato l'ha avuto, e noi dobbiamo agire culturalmente anche su questo. Cioè, noi non possiamo far passare il messaggio che ci sono delle ragioni. Non ci sono delle ragioni nelle decisioni di 1.200 civili, non ci sono delle ragioni nell'odio verso l'Occidente, cioè non ci sono delle ragioni, punto. Esattamente, e in questi termini dobbiamo muoverci, né più e né meno. Beh, devo dire che anche oggi avrei visto la Premier ha incontrato il re della Cisgiordania. La Cisgiordania è uno stato chiave per evitare l'escalation, perché qua il problema è il rischio dell'escalation, soprattutto per, diciamo così, la pressione iraniana, no? Che tenterà di approfittare di questa situazione. La Cisgiordania è un paese chiave, no? Tu me lo insegni tu, che mi spieghi spesso queste situazioni, che le studiate molto meglio di me, quindi diciamo che da questo punto di vista anche il governo italiano si sta muovendo da protagonista. Certamente, a maggior ragione il governo italiano deve agire da protagonista e deve agire come sta agendo, perché in questi momenti è bene far sentire il proprio peso e ricordare il peso di questa nazione all'interno del Mediterraneo. Noi, specialmente adesso, abbiamo bisogno di una politica mediterranea, araba e israeliana. Lo so che sembra un disco rotto, ma è così che dovrebbe andare. È così, assolutamente. Laura, ti chiedo ancora un po' di pazienza perché c'è un'ultima telefonata, dopodiché possiamo chiudere la nostra... Fantastico, ecco. Mi piace che... Pronto, chi è là? Buongiorno, buonasera, sono Andrea da Roma, bloccato nel traffico infernale di questa città devastata, che però ha l'unico aspetto positivo che mi fa passare tempo piacevole con Radio Libertà. Grazie. Volevo intervenire sul tema delle armi, sul quale condivido al 100% tutto quello che ha detto l'onorevole Ravetto, sia sul tema della diffusione, che invece non può essere consentita a chiunque per tutte le ragioni che ha detto molto bene, e sia sul tema però anche della protezione a carico dello Stato, che deve fare di più, e quando dico Stato intendo tutta la pubblica amministrazione e tutti i suoi aspetti. Però una cosa la vorrei dire: io sono avvocato da quasi 30 anni e una cosa va detta, e cioè il tema della legittima difesa. Il tema della legittima difesa dovrebbe essere affrontato, secondo me, non tanto perché la normativa attuale
sia fatta male, perché è chiaro che la difesa legittima deve essere proporzionale all'aggressione subita, non può eccedere. Però su questo tema la magistratura ha preso una deriva che non è accettabile, cioè non è possibile che, appunto, come diceva anche qualche ascoltatore prima, se io mi difendo da un aggressore anche con lo spray al peperoncino vengo condannato, cioè non si può sentire di vittime condannate al risarcimento del danno dell'aggressore perché per difendersi lo hanno ferito, gli hanno rotto l'unghia. Cioè, su questo forse qualche cosa va fatta. E ripeto, secondo me non tanto a livello di codice penale perché è scritto molto bene, ma forse a livello di qualche normativa di interpretazione o comunque qualche intervento che indirizzi un po' la magistratura nell'interpretazione, perché l'interpretazione della proporzionalità della legittima difesa è diventata troppo restrittiva e quindi, come qualcuno giustamente ha detto, si arriva ad avere un atteggiamento più negativo, più ostile nei confronti delle vittime che degli aggressori. Questo non è accettabile. Grazie Andrea. Laura? Grazie Andrea. Sì, no, assolutamente condivido. Questo è infatti un aspetto su cui la Lega è impegnata da sempre. Abbiamo visto dei casi eclatanti di persone che sono difese, nonostante già sono state costrette al risarcimento incredibile e hanno rischiato la vita in prima persona. Quindi su questo condivido moltissimo. Tra l'altro i commercianti, chi parla con i commercianti sentirà che sempre di più loro sono esposti, soprattutto se sono magari aperti anche durante le ore serali, subiscono continuamente rapine, aggressioni, quindi sicuramente diciamo da una parte dobbiamo investire sulle forze dell'ordine, dall'altra è indubbio che anche nella valutazione giudiziaria bisognerebbe più tenere conto anche poi di quello che è l'elemento psicologico, perché quando una persona viene aggredita, mentre come dicevi tu l'aggressore sa esattamente qual è il suo obiettivo, ha messo in conto, no, quello che viene un po' chiamato il rischio del ladro, ha messo in conto anche la violenza, la persona che è colta di sorpresa non ha preventivato la violenza, quindi la sua reazione è anche determinata dalla overemozione del momento, nell'essere colto di sorpresa, magari avere delle persone care al fianco, cioè queste sono considerazioni che secondo me in un processo dovrebbero pesare molto di più rispetto anche al bilanciamento dell'offesa e della difesa che ci deve sempre essere, però l'elemento psicologico è fondamentale. Esattamente. C'è poco da dire. Il punto è che resta sempre l'effetto sorpresa, che è il momento nel quale ognuno di noi poi reagisce a modo suo. E l'effetto sorpresa è arrivato anche dall'orologio che dice stop perché sono le 15:57 e 30 secondi. Laura, io ti voglio ringraziare come ogni lunedì. Come sempre molta partecipazione, comunque sono temi su cui poi insomma bisogna continuare a discutere anche poi per radicarsi magari di più nelle sue stesse convinzioni, però ecco, è stato un bel dibattito. Sì, è decisamente piaciuto anche a me. Allora, grazie, ritroverete Laura il 23 di ottobre con Semivarin, con me, se vi fa piacere, il 30 di ottobre. E che dire di più, Laura? Grazie, ci salutiamo con una bella canzone di Edith Piaf del 56, Non je ne regrette rien. Mamma mia, che francese che parlo. Fantastico. Ecco, sì, fantasticissimo direi. Chiudiamo qui, grazie per essere stati con noi e se volete alle 18:05 c'è Zoom, stasera molta carne al fuoco anche lì. Grazie ancora a Laura Ravetto e the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Avete ascoltato